Buongiorno ragazzi, mi trema la voce dall'emozione per essere qui di nuovo con voi a cercare la scalata al milione. Il San Patrono Stella ci perdonerà per i numerosi mistakes. Che mossa strana, sai che non l'ho mai vista fare, eh? Avrà un qualche significato nascosto, lo scopriremo fra poco, non appena prenderemo la mazzata tra i denti. Va bene, va bene. Attenzione a questo cavalluccios che è indifesos ed è al centro della scacchieras. Ma il mio avversario è molto molto tranquillo, vuole arroccare il prima possibile, così come farò anch'io del resto. Ma io sai che ti posso giocare C5 anziché essere così restio al cambiamento. Bravo, dagli in pappa il cavallo. Che mossa del Kaiser. Che mossa del Kaiser. Questa mi fa perdere la partita. Perché poi sono costretto a fare queste. Meno male, meno male, meno male. Queste sono le mosse che ci piacciono a noi. Queste sono assolutamente le mosse che ci piacciono. Queste, ecco. Bene, Marcan Marano. Una volta c'erano i Marcantonio, oggi ci sono i Marcan Marano. Ok, posso spingere di 5. Guardate il mio umore come è cambiato. Dopo quella piccola cappellatina, il mio avversario me ne ha regalata una più grande. E quindi va bene, siamo felici. Bisogna sempre essere felici, ragazzi. Essere soprattutto sempre anche, come si dice? Adesso c'è un termine che mi sfugge. Vabbè, mi tornerà in mente. Dicevo che bisogna essere riconoscenti, ecco qual è il termine, riconoscenti quando il vostro avversario vi dà qualcosa. E io sono totalmente riconoscente, infatti riconosco che ha fatto una cappellata. Ok, cavallo qui sostenuto dall'alfiere può essere very very interesting, tanto si è indebolito anche quel horse. And now, se metto il cavallo là, l'alfiere non esce più. And now, una canzone che fa solo and now. Immaginatevi che schifo. And now, and now, and now, and now, and now, and now, and now. Che bello cantare le canzoni in inglese senza capire una mazza di quello che dicono. Tipo quella canzone, ve la ricordate? Only the horses. C'è una canzone dove ritornello dice solo i cavalli. Va bene, concentriamoci che qui abbiamo un cavalluccio già che non può andare da nessuna parte. Già non mi piace. Già non mi piace. Maria, io esco, sono pronto per uscire, te lo dico. Te lo dico, donna qui cadagist. No, sai, non è stata proprio una mossa del cavolo questa di sto cavallo. Dalla serie fare il figo per niente quando non ce n'è bisogno e senza saperlo, soprattutto senza saperlo fare. Va bene, dai, facciamo una cosa. Famo strano, famo così. Citazione, ragazzi. Jessica. Ok. Ok, potrebbe avere un senso, anche se questa partita un senso non ce l'ha, potrebbe avercelo. Stavo vedendo che una bruttissima mossa come F6 potrebbe essere liberatoria, proprio brutta, però sai che ti dico, io la faccio, è brutta forte. Ma questa sua bruttezza mi aiuterà. Una volta che si apre la colonna F, sono anche abbastanza felice, più libero di muovermi. Dalla serie, ragazzi, don't try in this at home. Almeno si dice così, boh. Ok, va bene, sono felice per quella. Sono felice anche per questa, onestamente. Sono felice anche per questa brutta struttura. Questa sembra
pare essere interessante. Cavallo qui pare essere anche questa interessante. Scopriremo qual è la più interessante. Probabilmente questa. Questa qui è la più interessante. Intanto metto il cavallo qui. Su cavallo qui non vorrei che cambiando questo se ne va. E quindi se ne va. Cavallo qui. Bah. Piuttosto inutile e facilmente scacciabile. Quindi credo che questa sia quella corretta. Adesso c'è un cavallo di 2. Todas Lavitas, ma su cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Attenzione, attenzione, mi immagino qualcosa di bello, tipo così. Fatemelo immaginare ancora un po'. Fatemi vedere qualcosa che non c'è, ma fatemelo vedere. Sto immaginando cavallo qui e cavallo qui. Bella. Peccato che su cavallo qui lui mangia di torre, su questa c'è questa intermedia, che però non cambia la situazione. Bella, c'è questa. Giusto, c'era qualcosa. Sentivo questa. Questa. Su scacco qui catturo, sembra che quadri tutto. Bene, bene. Se andavo di torre forse no, perdevo perché con questa perdevo una torre, è stata corretta così. Bene. Mamma mia, che partita strana, brutta proprio, ecco, se c'è un aggettivo. Attenzione! Attenzione, avversario agguerritissimo, non mi lascia nulla, non mi regala nulla. Alfiere qui. Togliamo case alla donna, che tra l'altro in trappola può andare solo qui, giusto? Ditemi che dico bene. Questo cavallo è... Allora, io la faccio questa perché sento che è giusta. Però non sono sicuro sia giusto. Donna in E1. Donna in E1. Scacco. Attenzione ragazzi, quante cose belle che stanno uscendo fuori. E se solo avessi più tempo. Perché non ho mai tempo quando mi serve? Scacco tenuto dal cavallo. Dietro c'è la Towers. E adesso possiamo fare tac. E poi c'è lo scacco di scoperta se va di donna. Mamma mia. Se va... è andato con re. C'è questa comunque. Mamma mia, che belli che sono gli scacchi, ragazzi. Quando vincete sono belli. Quando perdete è il gioco più brutto del mondo. Ok, potremmo minacciare... Ok, bene. Bella. Questa è stata bella. Attenzione, il Marcantuono, il Marcanmarano mi richiede la rivincita. Che palle i fianchetti. Posso dire che li odio. Cioè tu sai già che farai pre-move. Sai già che farai mosse del Kaiser. Sai che ti faccio un doppio fianchetto? Te lo sto per fare? Te lo sto per fare, amico. Sì. Penso che sia sbagliata questa mossa, onestamente. Cavallo C6. Penso sia abbastanza sbagliata, ma la faccio. Un doppio fianchetto. Bene, ma non lo so. Lo scopriremo fra poco. Allora, intanto io ti faccio questa, che non fa mai male. Attenzione a questa qui, lui vuole supportare giustamente la spinta di questo pauncello giovinello, ma io posso mettere il cavallo qui evitandoti la spinta. Tu però giochi questa ed è un problema, perché una volta che ho questa, io però ho questa intermedia dove ti minaccio la donna, quindi problemi non ce ne stanno in realtà. Quindi questa mossa funziona.
sulla cattura catturo con l'alfiere e quindi devo dire che funziona. Ok, vediamo cos'altro si inventerà. Ci può essere un donna C7. Su donna C7 io semplicemente credo che cambierò il cavallo. Semplicemente. Anche perché poi cade questo punto, perché ho alfiere donna, quindi sì, donna C7 in effetti toglie il controllo qui sopra. Quindi prima cattura, però se cattura qui non posso più farlo. Donna C7 cattura subito, c'è cattura qui. Azzarola, aspetta. Donna C7 in realtà non funziona quello che stavo per dire. A meno che su donna C7. No, sulla cattura no. Donna C7. Allora, donna C7. Non l'ha fatta, quindi non ci preoccuperemo più di tanto. Non ci preoccuperemo affatto. Io potrei fare questa e in futuro questa. Mi piace come position. Onestamente, basta che tolgo questo cavallo da qui. Ok, lui si vuole riprendere questo pedone. Glielo facciamo riprendere e non è un problema. Glielo facciamo riprendere. In futuro questa sarebbe da giocare. A meno che io faccio il materialista e non te lo faccio prendere, no? Allora, attenzione a questa spinta, ragazzi. Bisogna giocare precisi ora. Io giocherei così adesso. Io giocherei così. Cavallo di 2, tu catturi, io gioco ai 4. E se spingi, vediamo che cosa può uscire fuori. E 4, lui c'ha alfiere a 6. Però è 4 spinta, devo spingere assolutamente. Devo spingere assolutamente. A questo punto con cavallo di 7 o cavallo G4 va bene, non mi vuole far spingere 4, ma noi lo faremo comunque. Anzi, adesso posso fare subito questa. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Che onestamente mi piace di più. Piace di più un parolone, però è carina perché non può catturare mai col pedone, altrimenti si becca il doppio sulle 2 torri. Quindi questa forse gli era sfuggita. Ok, adesso catturo io, ti indebolisco. E posso anche adesso attaccarti la donna, guadagnando un tempo e sviluppando la tower. Quindi ci siamo. Mi aspettavo cavallo, onestamente. Ok, penso che sia tutto pronto per andare di torre. Con donna qui mi minaccia questo pedone. Però penso che non ci sia nulla di male andare qui. Donna qui. Devo giocare a 3. A meno che. Che cacchio gioco? Ma dai, questa è da giocare, su. C'è neanche da pensarci. Vai, la gioco. Giocata. Donna 5. Donna 5. Peccato questo cavallo che non c'ha case. E se va qui. Si deve andare lì il cavallo. C'è poco da fare. Adesso gli permetto questa. Non dovevo permetterglielo. Ho sbagliato a mettere la torre qui. Ho sbagliato. Devo giocare subito questa. Ho fatto il fenomeno. Se cade qui è un problema. E questa spinta è un problema lo stesso, perché si prende il megacentro. Anche se con cavallo F3... Beh, non è persa. Non è persa perché su questo io ho cavallo F3. Aumentando la pressione, penso che questo lo costringerà un po' a spingere e potrò avere il controllo di questa casa. Non lo so, dipende come se la gioca. Adesso comunque, insomma, questo pedone qui potrà darmi del controgioco. Ok, questa mossa è abbastanza tranquilla. E ne potrei approfittare per fare questa. Tanto c'è la mia donna che tiene quel punto.
ne approfitto per fare questa e gli impedisco questa momentaneamente, chiaramente. Stavo vedendo se c'erano sacrifici, robe da parte sua, non penso siano così problematici. E niente ragazzi, vediamo un po' che fare qui. Al più presto devo giocare torre 1, perché quell'alfiere veramente su questa diagonale mi ha rotto un po' le balls. C'è da dire che il cavallo potrebbe venire anche qua, oppure subito qui, anzi meglio ancora, questa è sicuramente la casa migliore e mi piace. Cavallo e5, il problema è che se toglie il cavallo, ok, è donna che fa, attacca qui, bella. Io c'ho cavallo qui che mi tiene tutte e tre, mamma mia sto cavallo è sempre stata la risorsa della mia vita, che tiene tutta la situazione, e su donna 5 ovviamente si piglia il doppio, quindi deve riposizionare la donna da un'altra parte, tipo D7 secondo me è abbastanza al sicuro. C'ho cavallo qui, però credo che a questo punto donna e7 si minaccia la spinta qui, io torre 1 penso proprio di giocarla. Poi dopo c'ho donna b7, penso sia uguale, se non fosse che si è messo sulla stessa diagonale del mio alfiere, e questo potrà darmi modo di pensare a dei giochini. Torre qui, torre qui, cavallo lì. Si diventa dislessici a sto gioco. Non lo so, voi che dite? Comunque c'è sempre questa, nell'aire. E io c'ho sempre questa, quindi non ho problemi su questo punto. Facciamo i bravi, dai, facciamo quelli che giocano così. Facciamo i bravi. E 5 gliela facciamo fare. E cavallo qui. Deve togliere la torre. E non vedo l'ora di spingere in E4, ragazzi. Cioè il pedone E4... mai giocato, mai spinto dall'inizio della partita. Siamo alla 18ª mossa, sembra passata un'eternità e ora questa va fatta. Adesso qui c'ho un po' di pressure e penso che farò così, onestamente. Anzi no, che dico? Mi piglio sto pedone. C'ho anche questa che non è affatto male. Non è affatto male anche cavallo B4 in effetti, però credo che questa sia un attimino più no, questa non funziona perché su questa, ma sai che non ti so dire, credo che funzioni anche questa. Questa funziona ora ancora meglio perché c'è anche la scoperta sulla donna. Oddio, si prende a fare la torre, sia qualcosa che non ho visto, raga. Questa mi ingolosisce. Però questa mi ingolosisce ancora di più, onestamente. Io farei così. Che scemo, c'è questa che non stavo vedendo. C'è questa che non stavo vedendo, con scacco, e io piglio la donna. Quindi do un cavallo e una torre per una donna. Non so se è la mossa giusta. Non so se prendere la donna, però dargli tutto sto materiale... oppure questa e poi si gioca tranquilli così. Forse questa è meglio. Madonna, che scelta, potrebbe dipendere la mia vita da questa scelta. Le due torri sono forti, senti, io le due torri non te le do. Cioè, no, non so se la donna sarebbe stata veramente forte in quella situation. Lui può mettere ora la torre oppure posso giocare ai 4. Non lo so se questo lo posso prendere. Tac, tac, e 4. Alfiere qui. Donna F3. Facciamola. Torre qui. E4. Poi c'è questa e io c'ho donna F3, va bene. Funziona. Questa, ok, va bene, c'è
c'è la torre, giusto? Ora c'è questa, però non ho più donna F3. Però ho su alfiere B7, c'ho questa adesso, scacco e prendo la torre. Credo di sì. O forse mi perdo qualcosa di meglio, ma sto perdendo per il tempo, quindi farò questa. Scelto. Ho scelto che farò questa. Ok. Va bene. Questa l'analizzo perché è interessante sapere cosa diamine è successo a un certo punto che mi sono trovato veramente male. Analizziamo. Precisione, questa era stata molto bassa. Precisione 86%. Allora, di 4. Ok, qui tutto tranquillo. Ok, va bene. Ok, devo tornare in D3 con quel cavallo. C4 funziona. Torre C1 è la migliore. Ah, allora è la migliore. Mentre il cavallo qui come me la dà? Come me la dà? È buona. Anche torre C1 è la migliore. Non ci avrei sperato. A3 è la migliore. Cavallo qui è ottima. La migliore era B4. Cavallo D4. Cavallo C6 dovevo farla subito. E ora cavallo C6. E questo è un errore. Addirittura mi diceva alfiere 5. Alfiere 5 era la migliore. Questa di cavallo qui in effetti era comunque buona, ma si perdeva un po' di vantaggio. La mossa che ho fatto io è comunque accettabile. Questo è un errore? Che cacchio devo fare mo, scusa? Alfiere per E5. Alfiere per E5. Donna qui, alfiere F7. Bella, non l'ho vista. Non l'ho vista. Qui poteva giocare forse alfiere B7 e io avrei dovuto giocare donna torre B4 giocando con su un po' di inchiodature. Non so se l'avrei vista lì per lì, Re F7. Va bene, va bene. Wow, sudatona ragazzi, sudatona. Bene, bene. Ci aggiorniamo ragazzi con un nuovo video sempre domani mattina. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!